Bentrovati. Pare che tutta la politica nazionale e locale ruoti attorno ai Rom e agli immigrati. Nel paese non si parla d'altro e così il palazzo può nel frattempo emanare leggi che gridano vendetta al buonsenso e alla logica, all'insaputa della stragrande maggioranza dei cittadini. La prova su quanto vi sto dicendo sta in una data da ricordare, 9 aprile 2015. Infatti, giovedì scorso è passata definitivamente al Senato la riforma sulla custodia cautelare in carcere. D'ora in poi il carcere preventivo per reati anche gravi sarà sempre più difficile. Dallo stalking alla corruzione, dalla violenza sessuale al furto, sarà quasi impossibile applicare la carcerazione preventiva agli indagati sospettati di questi reati prima della sentenza di condanna definitiva. Molti presunti colpevoli fermati dalle forze dell'ordine dovranno quindi essere rilasciati e potranno ritornare liberi. Solo per i reati di mafia e di terrorismo la legge sulla carcerazione preventiva rimane inalterata, ovvero quando c'è il pericolo che l'indagato possa reiterare il reato oppure inquinare le prove o che ci sia il pericolo che possa fuggire. Questa legge è passata in Senato a stragrande maggioranza, 177 favorevoli, 12 contrari e 30 astenuti. Praticamente, ad esclusione del Movimento 5 Stelle che si è astenuto, hanno votato a favore quasi tutti i partiti. Questa norma prevede che durante l'indagine il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari dovranno privilegiare obbligatoriamente altri provvedimenti come il ritiro del passaporto, l'obbligo di dimora, il divieto di esercitare una professione, eccetera. Il carcere per i presunti colpevoli è previsto solo se questi pericoli sono attuali, sono immediati. La custodia cautelare è prevista come ultima spiaggia. Per il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, quello approvato è un provvedimento di grandissima importanza che consente di dare una risposta ulteriore e definitiva alla questione sollevata dalla Corte di Strasburgo in materia di sovraffollamento carcerario. Il senatore Barani, Grandi Autonomia e Libertà, ha ricordato che se la media dell'Unione Europea è del 21,5% di custodia cautelare in attesa di giudizio, noi non possiamo avere il 34,8%. Significa che qui in Italia non funziona, non possiamo avere un sovraffollamento alla Auschwitz. I fatti ci raccontano un'altra storia. Secondo il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il 31 marzo scorso i detenuti nelle carceri italiane erano 54.122, di cui 18.696, il 34,5% del totale, non avevano ancora subito una condanna definitiva. Dice definitiva, non che sono in attesa del primo giudizio. Molti attendono il processo in appello e in Cassazione, ma hanno subito almeno una condanna. Per cui affermare che abbiamo quasi 19.000 carcerati in attesa di giudizio è formalmente giusto, ma nella pratica è falso. L'Italia, non dimentichiamolo, è uno dei pochi paesi in cui sono previsti vari gradi di giudizio prima che la sentenza diventi esecutiva. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo la prima condanna si va direttamente in carcere ed è molto difficile fare appello. E così, dopo il cosiddetto decreto svuota carceri e la non punibilità dei reati lievi, ora questa incapace e spesso imbrogliona classe politica ha aggiunto un altro tassello perché l'Italia diventi il paese patria dell'impunità per i delinquenti. Sono 113 reati che sono considerati tenui, cioè non molto pericolosi. Per questi non è previsto il carcere preventivo come lo conosciamo. Tra questi troviamo protezione indebita, atti osceni, atti persecutori, lo stalking, corruzione di minorenne, violenza sessuale, corruzione, evasione, furto, truffa, gioco d'azzardo, incesto, istigazione a delinquere, lesioni personali, omicidio colposo, omissione di soccorso, percosse e via cantando. A me paiono reati gravi, non certo tenui. Pensate che goduria per i banditi. Giovedì scorso avranno brindato fino a notte fonda. Secondo l'Espresso, nel 2014 251.000 abitazioni sono state razziate, ma solo l'1% degli autori sono stati beccati, per cui i cittadini sono sempre più impauriti. E questi politicanti, invece di combattere questa piaga con leggi e mezzi adeguati, mette un altro paletto contro il lavoro investigativo delle forze dell'ordine e della magistratura. E così alcuni cittadini pensano di farsi giustizia da sé. Ma ora questa classe politica sta preparando la ciliegina sulla torta. Una parte consistente del Parlamento sta trafficando affinché nel 2015 si arrivi ad un'altra amnistia. E così arriveremo al sospirato Tana libera tutti.
E mentre avvengono queste porcate indegne di uno Stato civile, questa classe politica imbelle ci provina la favola che il più grande problema degli italiani sono i rom e gli immigrati. L'Italia è decisamente una repubblica delle banane. Ci vediamo giovedì prossimo. Amnistia e così arriveremo al sospirato Tana libera tutti. E mentre avvengono queste porcate indegne di uno Stato civile, questa classe politica imbelle ci provina la favola che il più grande problema degli italiani sono i rom e gli immigrati. L'Italia è decisamente una repubblica delle banane. Ci vediamo giovedì prossimo.